Abimelech, figlio di Jerubbaal, arrivò a Sichem dai fradi di Somari e urdisè queste speraulis a loro e a tutte le inde chiese paterne di Somari. Buttait fur per plaser queste vos ai grains di Sichem. Cesa al miei per vualtris, essi sod di 70 personis, duc fis di Jerubbaal, o nant sod di une sole? Per altri, non state a dismentea che io soi dai vostri ues e dei vostri chiar. I fradi di Somari a buttare in fur queste vos in meri di lui e tutti i grani di Sichem e loro a pendere in per Abimelech, anche per cerca di Jevin, dopo tutto alle nostri fradi. E così i derin 70 ciclos d'Arint dal templi di Baal Berit e Abimelech Iudoprà per contattare tutti i bintars e i lazarons che erin da Ur. Allora, alle in chiese di Sopari, a Ofre, e al maciaisi e i fradis, i fis di Jerubbaal, 70 oms, tutti sul che stes clap. Jotam, però, il più piccolo di Jerubbaal, si salvà mediante si era platat. Da spo tutti i grani di Sichem e tutti i di Bet Milo si derin d'ogni assemblee e a faserin re Abimelech d'ogni dal rol dal colonnel cale a Sichem. Allerin a contai a Jotam, allora lui si placciò sulla spiccia dal monte di Garizim e urberlà fuart. Scoltaimi, grani di Sichem, so ves voi che anche Dio uscolti. Un viaggio gli arbui si metterin in strada per ongi un calfases di re. I diserin all'ulivar. Fasinus di re. L'ulivar rispondè. Varesio di sta cencel vueli che urda onora ai dius e ai oms parla pendulami sui arbui. Allora gli arbui i diserin al fiar. Fasinus di re anin. Il fiario rispondè. Varesio di sta cence il dolce, cence la me pome tan savoride, parla pendulami sugli arbui. Allora gli arbui i diserin alla vit. Dai, fasinus tu di re. La vitu rispondè. Varesio di molà il mio vin, calind'allegri i dius e gli oms, parlani ciulami sugli arbui. Allora gli arbui i diserin al baracciar. Anim tua fanus di re. E il baracciar rispondè agli arbui, se proprio volei songimi perché us fasi di re, vignita parassi sodda me ombrene, se no salterà fur dal baracciar une fogule che in ceneri sarà i cedris dal Liban. Pala qual, soveis agit in buine fede e in plena onestat, e oveis fat re Abimelech, se si seis portas bent ai confronti di Jerubbaal e de so chiase, se l'uveis tratat da uri il merit de so soparis, quanche gno pari al combattut par vualtris alla rischia della vite, e usadiavas des grifis di Madiam. Vualtris, vue, si seis dievas su quintre de chiase di gno pari, oveis maciati seis fiis, 70 oms, ducius un quel clap, e oveis mettut re parzore dai grains di Sichem Abimelech, fide so sclave, parce che le vostri fradi. Se dunque voi, usomè deve agite in buine fede e in plene coscienze tra i confronti di Jerubbaal e de so chiase, allora diuldesi Abimelech e lui vualtris. Ma se no, che alvegni un fug di Abimelech e che al brusi tutti i grains di Sichem e di Bet Milo, un fug per bruciare dopo anche Abimelech. Poi dopo Jotam al fui, si portò salvamente alle Abeer, là che si stabilì per schiampare des grifis di Sofradi Abimelech.